Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Misterioso delitto a Castiglione di Sicilia. Trovato cadavere in campagna avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Un uomo originario di Giardini Naxos ucciso a coltellate. Bruciata la sua auto. Tra poco in diretta le ultime sulle indagini. Una coppia sentita dai carabinieri a Taormina. A Sferracavallo la mafia sfida istituzioni e cittadini con una nuova intimidazione spaccata con furto e la testa di un manichino appesa all'ingresso di una barberia proprio accanto al ristorante attaccato venerdì notte a colpi di Kalashnikov. Il sindaco La Galla ai commercianti di Palermo sotto tiro per il pizzo: non siete soli. Movida selvaggia a Lido Fiori, vicino a Menfi. 16enne aggredito e picchiato a sangue da 4 ragazzi, fuori da un pub per un accendino negato. 3 picchiatori sono minorenni. A Favara, lutto cittadino per i funerali nel pomeriggio di Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia da un 16enne con una coltellata per un pezzo di pizza. I 4 amici dell'assassino indagati per concorso in omicidio. Mattinata di caos nelle strade di Catania. Un auto articolato in avaria blocca via Santa Sofia e paralizza il traffico. Il tappo, esteso fino al Tondo Gioeni, si è allargato a mezza città. Tra code di ore, incidenti, mezze in panne e manovre pericolose degli automobilisti esasperati. Calcio, chiusa la stagione regolare, il Catania pensa già ai play-off. Dopo il pareggio con l'Atalanta Under 23 e qualche giorno di riposo, e poi dalla prossima settimana in ritiro a Veronello. Tornano in Serie D 2 siciliane, finisce 2-2 Trapani-Siracusa. Il Trapani era già retrocesso, stessa sorte per il Siracusa al termine di un derby che doveva vincere per sperare di disputare i play-out. Bentrovati, cominciamo con un collegamento in diretta da Castiglione di Sicilia con la nostra Adelaide Barbagallo per le ultime sul misterioso delitto di queste ore. A te, Adelaide. È stato un omicidio efferato compiuto con una inaudita violenza. Il corpo di Giuseppe Florio, un uomo di 66 anni che risulta incensurato, è stato trovato proprio qui, su questa stradina di campagna. Siamo nel territorio di Castiglione, tra Castiglione e Gaggi, alle pendici dell'Etna. A fare la macabra scoperta un uomo che era arrivato qui per occuparsi dei suoi terreni. Il corpo della vittima era avvolto in lenzuole, una copertina e poi con dei sacchi di plastica, ed è stato ucciso probabilmente non qui ma in un'altra zona. Poi è stato trasportato sicuramente in auto in questo tratto di stradina di campagna. L'uomo è stato ucciso con probabilmente colpi di martello dati alla testa, ma presentava anche delle ferite da taglio. Un delitto, come dicevi, da studio, Michele, ancora avvolto nel mistero. Sono oscure le cause di questo omicidio. L'uomo, sappiamo che lavorava in un albergo di Taormina e abitava a Trappitello, in via Paladini, un reticolo di case popolari. E proprio in queste ore sono state fermate 2 persone che vengono ascoltate dai carabinieri di Taormina. Ancora non si sa nulla, ma la svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A te la linea. Grazie Adelaide, noi rientriamo in studio per andare a Palermo, abbiamo paura, occorrono più controlli. A Sferracavallo i residenti chiedono la presenza costante di forze di polizia. Intanto un altro raid mafioso c'è stato contro una barberia. Il sindaco La Galla dice: resteremo accanto ai commercianti con sostegni economici. Marco Gullà.
Prima i colpi di Kalashnikov alla vetrata del ristorante Il Brigantino, ieri invece la vetrina spaccata ad una barberia con la testa di un manichino appesa davanti l'ingresso. Continuano gli atti intimidatori mafiosi nella borgata marinara di Sferracavallo, un raid dopo l'altro, la mafia che vuole marcare il territorio, che continua a mandare messaggi inequivocabili. C'è paura crescente per l'escalation di intimidazioni, i residenti chiedono maggiori controlli. Abbiamo fatto più di una richiesta per avere più sorveglianza nella borgata, ma siamo abbandonati completamente. La cittadinanza di Sferracavallo è completamente abbandonata e spaventata dagli ultimi eventi. Un presidio sarebbe opportuno, ma non ce l'aspettavamo perché Sferracavallo è una zona tranquilla, quindi è una novità. C'è un po' di apprensione, però non siamo nuovi a questi fattori un po' così. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ieri il sindaco di Palermo Roberto Lagalle e l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti hanno incontrato residenti e commercianti di Sferracavallo. Il comune ha inoltre deciso di attivare un'ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo stanziamento di somme specifiche. Movida violenta a Lido Fiori, vicino a Menfi, nell'Agrigentino. Un sedicenne pestato da 4 giovani per un accendino negato. Un episodio che riaccende l'allarme sugli scontri tra giovanissimi. Davide Sardo. Un accendino negato, poi la violenza. È bastato questo, un motivo banale per scatenare un brutale pestaggio ai danni di una sedicenne di Menfi, nell'Agrigentino. L'aggressione è avvenuta nella notte all'esterno di un locale alla Lido dei Fiori. In 4, 3 minorenni ed un maggiorenne, si sono scagliati contro il ragazzo con calci e pugni fino a rompergli anche gli occhiali. Una violenza improvvisa, sproporzionata, che ha lasciato per terra il giovane. A tentare di fermare il branco è stato un altro avventore del locale, mentre, secondo quanto denunciato dalla madre della vittima, altri presenti sarebbero rimasti a guardare senza intervenire. Provvidenziale la chiamata ai soccorsi. Sul posto carabinieri ed un'ambulanza del 118. Il sedicenne è stato trasportato all'ospedale di Sciacca. I medici hanno riscontrato contusioni, escoriazioni, lividi e la frattura di un dito. La prognosi è di 20 giorni. Un episodio grave che riaccende l'allarme sul fronte della violenza giovanile nel territorio. Solo lo scorso agosto, a Portopalo di Menfi, una rissa tra 9 ragazzi si era conclusa con un accoltellamento, anche in quel caso per futili motivi. Sul nuovo episodio interviene il sindaco di Menfi, Clemente, che chiama in causa le famiglie degli aggressori. Serve responsabilità, dice, per evitare che simili episodi si ripetano. Un appello che arriva dopo l'ennesima notte di violenza. E intanto Favara e Pavia si uniscono nel dolore. Oggi lutto cittadino per l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro. Nel pomeriggio i funerali nella chiesa madre di Favara. Davide Sardo. Favara si prepara a dare l'ultimo saluto a Gabriele, un addio che si annuncia carico di dolore e partecipazione. Sono attese migliaia di persone oggi pomeriggio alle 15:30 nella chiesa madre, dove si svolgeranno i funerali del 25enne Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. Il feretro è arrivato ieri in città, accolto da un silenzio composto. Per consentire a tutti di seguire la cerimonia saranno installati altoparlanti anche all'esterno della chiesa. La famiglia ha chiesto rispetto e discrezione, niente foto o video durante il rito funebre. Favara si ferma, mentre anche Pavia osserverà il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali in segno di cordoglio e vicinanza. Un dolore condiviso che ha già attivato la solidarietà, promossa la raccolta fondi per sostenere le esequie. Alla celebrazione, officiata dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, prenderanno parte autorità civili e religiose, tra cui il sindaco di Pavia Michele Lissia, il prefetto Salvatore Caccamo e numerosi sindaci del territorio. Intanto proseguono le indagini. L'autopsia chiarirà le cause esatte della morte, mentre il giovane accusato dell'omicidio, un egiziano di 16 anni, resta in carcere al Beccaria di Milano. Oggi però è il giorno del silenzio e dell'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro. Un anno dopo la strage, Monreale ricorda con un corteo e una messa i 3 giovani uccisi in una folle sparatoria. Il sindaco dice che la città ha iniziato a reagire. Lorena Dolci.
È una giornata che non serve esclusivamente a ricordare, perché questo esercizio di memoria non verrà mai meno, ma è una giornata per dimostrare che Monreale ha iniziato già a reagire coinvolgendo le nuove generazioni. Un anno dopo la strage che ha lasciato per terra Andrea, Massimo e Salvo in una folle sparatoria, Monreale si ferma. Tutte le scuole elementari sono state coinvolte in questa giornata che vuole mandare un messaggio di speranza, pace e riflessione. Massimo, Salvo e Andrea per Monreale sono ancora vivi e attraverso loro vogliamo mandare questo messaggio per le nuove generazioni. Un'intera giornata dedicata a loro, perché non si può morire a 20 anni in un sabato sera. Il corteo delle scuole parte dal campo e poi attraversa il paese, che ritrova la festa del Santissimo Crocifisso, macchiata l'anno scorso da una ferita indelebile. Un ricordo tenuto vivo dalle istituzioni, ma soprattutto da amici e familiari. La loro associazione si è costituita parte civile nel processo che vede imputati 3 giovani del quartiere Zen. Nel pomeriggio la messa nel Duomo di Monreale per un momento di preghiera condivisa in ricordo di Massimo, Andrea e Salvo. A Palermo la Guardia di Finanza ha scoperto all'interno di un laboratorio cannabis e droghe sintetiche che venivano preparate per l'immissione sul mercato in diverse forme. Eccole qua, 46 kg per un valore di 170.000 euro. A Caccamo, nel Palermitano, un agricoltore è morto ieri sera travolto dal suo trattore. L'incidente nelle campagne in contrada Santa Vittoria. È stato il fratello a lanciare l'allarme, purtroppo inutile. Mattinata di caos nelle strade di Catania. Un'auto articolata in avaria blocca via Santa Sofia e paralizza il traffico. Il tappo, esteso fino al Tondo Gioeni, si è allargato a mezza città, tra code di ore, incidenti, mezzi in panne e manovre pericolose degli automobilisti esasperati. Eva Spampinato. Sono nera, devo essere al lavoro 2 ore fa. Lei cosa ha perso questa mattina? Lavoro, scuola, analisi? Lavoro, aspettano me per giunta, è una vecchietta che ha bisogno. Un lunedì da incubo per gli automobilisti catanesi bloccati per ore nel traffico a causa di un auto articolato in avaria fermo al centro della carreggiata dalle 7:30 del mattino in via Santa Sofia, che ha letteralmente paralizzato la circolazione. La prima arteria a subire le conseguenze è stata la circonvallazione. Man mano che passavano i minuti, la paralisi si è estesa al resto della città. Dalle 8:30 che sono in macchina, da Gravina io scendo. Solo l'intervento della Polizia Municipale ha consentito di avviare le operazioni di rimozione del mezzo, ma dopo 3 ore dall'accaduto gli automobilisti erano ancora qui. Da quanto tempo siete in fila? 3 ore. 2, dai. Situazione ancora più critica nella zona del Tondo Geni, dove un'ambulanza è rimasta bloccata a lungo nel caos prima di riuscire a proseguire. Intorno alle 10 nuovi disagi, auto in panne e un tamponamento hanno alimentato un ingorgo già pesante. Io dalle 8 lo sto facendo, non ce la faccio più. Stando in macchina dalle 8 del mattino per 2 ore, poi gli animi si surriscaldano, si perde un po' la testa. Un pochettino sì, soprattutto che è dalle 5:30 che sono alzato. E ancora non è riuscito ad arrivare? Ancora devo arrivare al policlinico e ancora sono qua. Non sono mancati comportamenti creativi ma pericolosi. Alcuni automobilisti, nel tentativo di sfuggire alla coda, hanno invertito la marcia attraversando le aiuole spartitraffico. E così, ancora una volta, la circonvallazione si conferma una certezza tutta catanese. Sai quando entri, ma in caso di imprevisti non sai quando ne uscirai vivo. Ancora a Catania, bello e impossibile, il litorale della nostra città tra divieti, cancelli e cartelli. Il sindaco trentino auspica una città con vista mare, questo è il waterfront, vista mare, ma burocrazia e altri ostacoli rallentano i progetti di rilancio. Tonino De Mana. È un accesso al mare tra cancelli, cantieri e divieti. Con meno solarium quest'anno non ci saranno le piattaforme ad ogni in Piazza Europa, in questo caso per un contenzioso giudiziario per la presenza di uno scarico fognario, e più propositi, come quelli del sindaco trentino che auspica una città con vista mare. Tante le idee che spesso si scontrano con la burocrazia, visto che per alcuni progetti sono coinvolti diversi enti, comune, regione, capitaneria di porto e ferrovie dello Stato. A rallentare tutto si è messo anche il ciclone Harry, che ha devastato e in parte
parte modificato la morfologia del litorale catanese. Mentre sono in corso i lavori di rigenerazione urbana del lungomare tra Piazza Battiato e Ognina, si attendono novità da Piazza Tricolore, dove l'enorme voragine attende il suo destino. Anche qui, come in Piazza Battiato, mostriamo e documentiamo persone in aree interdette. E i controlli? Trentino vorrebbe eliminare il cemento da Piazza Tricolore e valorizzare la spiaggetta sottostante, ma prima di realizzare l'ipotetico passaggio e la scaletta bisognerà mettere in sicurezza l'area. E che dire della spiaggetta del Caito nei pressi dell'inaccessibile Porto Rossi, che il sindaco vorrebbe consegnare ai catanesi? Vorrebbe, ma quando? Intanto, con l'estate alle porte, bisogna prendere atto che il mare, in alcuni casi, si può solo guardare. Questo mare non si vede. Ha ragione che il mare non si vede, ma purtroppo i problemi che ci sono stati con gli ultimi eventi meteorologici chiaramente hanno un po' scombussolato la situazione. In questo momento io piuttosto che una città a vista mare vedo una città a vista cantiere. Da dove viene? Dall'Australia. Esattamente da dove? Geelong, che è un'ora di strada di Melbourne. Lei vorrebbe vedere il mare, ma? Lo vedo ma non lo posso toccare. Mare bello ed impossibile, come canta Gianna Nannini. Già, proprio così. A Caltanissetta la Guardia di Finanza ha sequestrato 1 milione di euro a 2 affiliati alla stiglia del clan San Filippo di Mazarino. Sigilli a 3 imprese, 59 terreni e conti correnti intestati ai 2 pregiudicati condannati in via definitiva per precedenti reati di mafia. Attualità politica. In vista del rimpasto della giunta regionale, il presidente Schifani chiede ai partiti i nomi nuovi entro fine mese. Forza Italia frena sulle deleghe, Fratelli d'Italia prende tempo. Luca Ciliberti. La scadenza annunciata resta invariata, almeno per ora. Entro il 30 aprile il presidente della regione Renato Schifani vuole i nomi dai partiti della maggioranza di centrodestra per il rimpasto della giunta. Nel frattempo però all'interno dei 2 principali azionisti di governo, Forza Italia e Fratelli d'Italia, le acque sembrano agitate. Gli azzurri, freschi di nuovo coordinatore regionale indicato da Roma, accelerano sui cambi ma frenano sull'assetto complessivo della giunta. Il ragusano Nino Minardo dal suo nuovo ruolo lancia un messaggio preciso per quanto riguarda Forza Italia e dice: la linea è chiara, non intendiamo cambiare deleghe per una questione di coerenza amministrativa e di indirizzo politico. Tradotto, si cambiano gli uomini, ma le caselle restano invariate, su tutte quelle della sanità. Nel pomeriggio riunione a porte chiuse a Enna dai vertici di Fratelli d'Italia con il commissario regionale Luca Sbardella, insieme ai responsabili nazionali dell'organizzazione del partito Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Ufficialmente in agenda si parlerà di amministrative, tra le righe ci sarà da risolvere i nodi che riguardano la regione. Elvira Amata, l'assessore al turismo rinviata a giudizio per corruzione, ha deciso di restare al suo posto. Un eventuale passo indietro potrebbe diventare un precedente pericoloso per il vicepresidente della regione Luca Sammartino della Lega, già a processo per corruzione, e sullo sfondo anche per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Ecco perché la linea del partito della Meloni è quella di rinviare il rimpasto fino a dopo le amministrative di maggio. Un modo per rivalutare il peso dei partiti ad un anno dal voto per le regionali e scongiurare pericolose scelte di pancia e di un pericoloso puzzle che potrebbe anche portare alle elezioni anticipate. Voltiamo pagina. Allo stadio Nicola De Simone di Siracusa si è giocato il torneo dei licei. È un'iniziativa che ha coinvolto 3 scuole tra agonismo e fair play per una mattinata all'insegna del divertimento. Francesco Aloi. Le squadre scendono in campo. Al Nicola De Simone di Siracusa si gioca il torneo dei licei. Siamo venuti impreparati, però per fortuna abbiamo tanti ragazzi che lo fanno come sport, alcuni anche a livello agonistico, quindi su questo punto di vista siamo avvantaggiati. 3 le rappresentative, Quintiliano, Gargallo ed Einaudi, per una mattinata all'insegna dello sport. Tramite lo sport loro possono capire quali sono le difficoltà della vita, ma anche quali sono le gioie della vita. Chi non gioca è in tribuna, si segue la partita, quando serve si incita la squadra della propria scuola, ma consapevoli che non ci sono rivalità. Non si tratta solo di una giornata all'insegna dello sport, all'insegna del valore del fair play, ma anche all'insegna dei valori come i legami, le amicizie. La prima partita è andata bene, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. In questa prima edizione del torneo giocano soltanto i ragazzi, ma per la prossima si sta già pensando alle squadre femminili. Questa è la partenza, come tutte le partenze poi hanno necessità di essere rodate, migliorate, quindi ci proponiamo di aggiungere delle quote rosa per il prossimo anno.
Anche delle squadre femminili vere e proprie, perché no? Facciamo una breve pausa e dopo toccherà al calcio professionistico. Chiusa la stagione regolare, il Catania, per preparare i play-off, dalla prossima settimana andrà in ritiro a Veronello. State con noi. Calcio, il Catania dopo il pareggio con l'Atalanta Under 23 pensa già ai play-off, qualche giorno di riposo e poi tutti al lavoro anche nel ritiro di Veronello. Marco Carli. Il gol di Caturano nel recupero contro l'Atalanta Under 23 ha chiuso la stagione regolare e ha dato il via a 3 settimane importanti per il Catania. 3 settimane per ritemprarsi, per recuperare gli infortunati, per lavorare. Torniamo mercoledì pomeriggio e poi martedì andremo in ritiro, perché c'è bisogno di concentrarci bene, di lavorare bene. A Veronello un lavoro di una settimana, partenza il 4 maggio, inizio il 5, nel periodo di preparazione anche qualche amichevole. Il tutto per arrivare al meglio ai play-off, i cui sorteggi per il secondo turno saranno il 14. Tema infortunati, per Miceli e Donnarumma si è trattato più di precauzione, gli altri lavorano per i play-off, da valutare Corbari per la prima partita, così come vanno verificate le condizioni di Lunetta, uscito per un risentimento all'adduttore, e di Ditacchio, non al meglio ma comunque in campo per qualche minuto. La partita è stata in chiaroscuro come molte dell'ultimo periodo. Buon approccio, qualche occasione e poi meglio l'avversario. Il gol di Ghislandi per portare in vantaggio l'Atalanta. Il finale all'arrembaggio con la rete di Caturano, fortemente voluta da tutti e giustamente festeggiata. Un bel segnale. So quanto ancora posso dare sia al Catania che al calcio, quindi io cerco di fare il massimo come sono entrato oggi in campo. Caturano attendeva il gol da Monopoli, era gennaio e il Catania in quel momento volava. Magari la rete contro l'Atalanta potrà servire anche a chiudere 3 mesi difficili per i rossazzurri. Se sarà così, lo scopriremo dal 17 maggio. Finisce 2-2 Trapani-Siracusa, tornano quindi in Serie D le due siciliane. Il Trapani, retrocesso, lo era già, il Siracusa lo è da ieri, al termine di un derby che doveva vincere per disputare i play-out e invece è finita 2-2. Franco Cammarasana. Dopo il Trapani anche il Siracusa in Serie D, la squadra di Turati non va oltre il pari al provinciale in una partita che doveva vincere per sperare di disputare i play-out, pur sapendo che il successo non le sarebbe bastato senza concomitanti risultati a lei favorevoli di Foggia e Giuliano. Ed invece è finita 2-2, anche se per 70 minuti ha giocato contro un Trapani ridotto in 10 per l'espulsione di Cozzoli al 25esimo. Il colpo di testa vincente di Di Paolo al 35esimo su cross di Valente sembrava avesse indirizzato la partita sui canali favorevoli alla squadra di Turati, che al 15esimo della ripresa si faceva però sorprendere su una perentoria incursione di Wilkeman che consentiva a Stauciuk di spingere la palla in rete sulla respinta di Farroni. 3 minuti dopo l'ottimo Galeotti abbassava la saracinesca sui tiri di Cancellieri e Di Paolo e il Trapani, ultimo sì ma non per orgoglio, si portava addirittura in vantaggio al 31esimo con Napolitano. Il Siracusa a questo punto si sgonfiava, trovava comunque con sbaffo al 35esimo la rete del 2-2, ma buono solo per le statistiche, non per la storia che vede entrambe le siciliane retrocesse in Serie D, anche se il Trapani spera ancora di avere restituiti dei punti dalla giustizia sportiva. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.